Un'economia in cassa integrazione. Con 500 milioni di ore in 5 anni il Veneto segna il record. Il 2013 si chiude con oltre 108 milioni di ore, peggio del 2012, peggio di sempre. Cifre che fanno ombra sul futuro, un futuro che è oltre a un tunnel scuro che non finisce mai. Molto preoccupato perché sono dati che alimentano un clima generale di sfiducia, alimenta, come dire, un clima anche di difficoltà delle persone, anche chi ha un po' di ricchezza disponibile in questa situazione di incertezza non investe né consuma e pessimista, come dire, preoccupato per quanto riguarda la sosta e soprattutto dei giovani disoccupati. La ripresa annunciata nel 2013 non c'è stata e se c'è stata non ha avuto effetti sulle ore di cassa integrazione, in forte crescita quella straordinaria che taglia e supera il traguardo delle 44 milioni di ore, che significa un più 25,5% rispetto al 2012. Un terremoto che ha come epicentro soprattutto la piccola impresa e i servizi, che risentono in particolare del ristagno della domanda interna. La maggioranza dei politici sono lontani dalla realtà perché in realtà non hanno mica tanta competenza di economia e se ne avevano qualcuna prima, adesso che il mondo cambia così veloce, è più difficile per loro, è difficile anche per chi di noi è sul mercato, naturalmente è ogni giorno esposto al cambiamento, ma quelli che studiano le cose sulla carta da lontano e non sanno creare posti di lavoro, è difficile che trovino le idee per cambiare la realtà. Anche gli imprenditori piangono e fanno bene. Nel 2014 il trend potrebbe non migliorare. Il Veneto rischia di perdere altri pezzi di apparato produttivo e lavoro, anche a fronte di una ripresa che nel 2014, secondo la CGIL, non si avvicinerà all'1% nemmeno nelle migliori delle previsioni. Insomma, serve uno sforzo per ripartire, a cominciare dal governo. L'Italia era una repubblica fondata sul lavoro, oggi sulla cassa integrazione. Non penso che si fa un gran servizio al Paese e al Veneto se si continua con un ottimismo di maniera invece di intervenire sui fondamentali dell'economia. Ogni volta ci dice che si vede l'uscita dal tunnel, ma sono 5 anni invece che siamo in un tunnel che sembra non finire mai.